È un dolore e anche un senso di incredulità, insomma, che si possa morire a solamente 18 anni. Cavallino Treporti è sotto shock. Il sorriso di Silvia si è spento per sempre, si è spento in una strada maledetta. Appena una settimana fa, via Pordelio era già balzata agli onori della cronaca. Un 28enne di Casadio, che tornava dalla festa per il suo compleanno, era uscito di strada finendo dentro un fossato. Gravi condizioni per le numerose fratture e lesioni interne causate dallo schianto. È sopravvissuto per miracolo, ma la prognosi è ancora riservata. Ieri sera Silvia Memo non è stata così fortunata. Sono molto arrabbiato. È ora di finirla, perché siamo a perdere tutti i nostri figli così. Io vi dico, il cuore grosso per questi genitori, perché non possiamo andare avanti. Abbiamo una strada, fermate di autobus, non c'è luce, non c'è niente in norma. Mi scuso, io sono francese, però non capisco, sono andata diverse volte, ho parlato con gente in comune, le ho chiesto, ma non si sarà. La rabbia è forte, ma il sindaco di Cavallino Treporti è convinto che raramente esistano strade killer. Il suo appello accorato è per chi si trova alla guida. I giovani, soprattutto i giovani, insomma, pensino a quello che fanno e abbiano dei comportamenti, insomma, che poi non si traducono assolutamente in tragedie come questa. Nelle prossime ore il primo cittadino si recherà a portare il suo conforto alla famiglia della ragazza. Nel frattempo affida ai microfoni il suo dolore per l'ennesima giovane vita, spezzata per sempre. Un grande dolore in tutta la nostra comunità. È una tragedia e naturalmente in questa tragedia noi siamo assolutamente vicini alle famiglie.